Oggi parliamo di patologie tumorali, patologie che possono interessare anche i nostri amici a quattro zampe. Ne parliamo con il dottor Fabio Valentini, oncologo veterinario. Siamo sempre qui alla Vet Life di Cosenza. Intanto, dottor Valentini, non sono poi così rare queste patologie per cani e gatti? Non deve assolutamente stupire il fatto che anche cani e gatti vengano colpiti da queste malattie, perché le neoplasie e i tumori sono malattie delle cellule e quindi qualsiasi organismo cellulare viene colpito da queste malattie. Mentre una volta questi tumori negli animali venivano un pochino trascurati, non diagnosticati e lasciati privi di trattamenti, oggi invece possiamo fare tanto per loro. Ricordiamo, apro una piccola parentesi, che l'oncologia è una disciplina multimodale che si differenzia un po' dalle altre branche specialistiche, perché se pensiamo per esempio alla cardiologia o alla dermatologia o alla neurologia, sono branche che già nel loro nome si indirizzano ad un organo, un apparato specifico, nella fattispecie il cuore, la pelle e il sistema nervoso. L'oncologia invece è una specialità medica che si focalizza sulla malattia, una malattia che poi può colpire qualsiasi distretto o apparato. E lei è Chanel, ha un carcinoma squamoso. Allora, dottore, come si interviene in questi casi? Tra l'altro Rita è arrivata da Catanzaro proprio per risolvere questo problema. Sì, allora come vedete Chanel è un gatto a manto totalmente bianco e si pensa che una delle principali cause sia proprio la mancanza di pigmento melanico, che ha un effetto protettivo sulla cute, e che quindi questi siano dei carcinomi su base attinica, cioè compaiono a causa dell'esposizione ai raggi ultravioletti B, che determinano inizialmente un processo infiammatorio che poi, se perpetuato nel tempo, sfocia in un vero e proprio carcinoma. La cosa importante è una diagnosi precoce, come in tutte le neoplasie, e in questo caso vediamo che la localizzazione non è delle più semplici, perché è sovrapalpebrale. Noi non possiamo rimuovere la palpebra superiore, però sta ancora sulla una porzione dove l'intervento è fattibile, e prevedo insomma di asportare il tumore con del tessuto sano intorno per ottenere un margine pulito, e quindi è un tumore potenzialmente curabile. Quindi ricordiamoci che con una diagnosi precoce anche in campo veterinario molti tumori li riusciamo a curare, molti altri a stabilizzare e cronicizzare, e poi purtroppo abbiamo sempre una piccola percentuale di tumori per i quali possiamo fare poco, però non arrendiamoci mai. Quindi è importantissimo anche per i nostri amici a quattro zampe una diagnosi precoce in caso di patologie tumorali. Grazie davvero al dottore, noi ci vediamo alla prossima, arrivederci.